Successo esterno nel derby di recupero del girone B, campionato Under 19 Elite, per il Montello di Ceretta che batte a domicilio la Virtus Fight per 2-1 grazie ai gol di Canini e Ilardi nel secondo tempo, pari momentaneo della Virtus Fight con Contarino. Montello che si porta al quarto posto in solitaria. Fight che parte meglio e crea la prima occasione al quarto d'ora con Testani da fuori, palla che termina alta sopra la traversa, ancora Fight poco dopo con azione sempre dalla sinistra, cross in area di rigore, conclusione però fuori misura. Montello che inizia a farsi vedere invece al 18esimo, conclusione dalla distanza di Cristofoli, Salvati respinge anche sulla successiva conclusione, il portiere dei padroni di casa però si supera poco dopo quando al 25esimo sul tiro di Bigolin vola ed effettua una gran parata. Montello che passa comunque al 30esimo, assist perfetto di Di Martino per Canini, diagonale vincente e 0-1 in favore della formazione ospite. Le immagini passano alla ripresa con Virtus Fight che man mano tirerà fuori carattere e orgoglio, ancora Montello comunque al sesto, ancora con Cristofoli, conclusione alta sopra la traversa. Virtus Fight vicina al pari all'8º, punizione da sinistra e Piscopo coglie una clamorosa traversa. Al 15esimo il Fight spinge in ripartenza, confeziona un'altra palla gol, stavolta con Ruzza da poco entrato, tiro sporco che termina in out. Il pari arriva da angolo al 27esimo, cross per Contarino che di testa non sbaglia, 1-1 e derby in parità. Un minuto dopo il primo episodio dubbio, punizione al 28esimo per i padroni di casa sulla respinta, la sfera arriva a Ruzza che in diagonale mette in rete con il direttore di gara che annulla per offside, sul quale permangono però dei dubbi. Al 44esimo altro episodio, Montello in proiezione offensiva, la difesa di casa respinge e sfera che arriva a Ruzza steso da Marangon con il direttore di gara che lascia proseguire il Montello sull'azione, guadagna il corner decisivo. Da angolo infatti arriva il colpo di testa vincente di Federico Ilardi che fa 1-2 e manda gli ospiti in visibilio. Fight che ha un'ultima opportunità al quarto di recupero ma la conclusione è fuori misura e il direttore di gara dice che può bastare qui. Montello batte Fight 2-1.